Dove sta? A dove l'hanno portato mare di Almi? Sta qua, comare. Sta in da sala del pronto soccorso. L'ha già accompagnati con tassi. Usando a Lombard. Allora piglio pronto soccorso vuol dire che è una cosa grave. E non ti allarma, prima che si tratta. Ma perché voi non state a casa? No, io non so niente. Ieri asciutto per a papà a cambiare il frigorifero. L'avevo preparato pure un mangiare in coppa tavola. Chissà se l'è arrivata a mangiare. Ci ho potuto mandare un momento, compare. Ma va, che la tina domanda a chi si è mangiato no? Ma voi siete scemi? Già di pazienza. Il mio cervello non ne tengo in capo. Io voglio sapere solo che l'è successo a della mia. Niente, chi quando è trasuto respirava E ancora. allora volevo fare trasi morto, usando Arcangelo a Baiana e in un macino da regrare l'ospedale. Aspettate, che volete accedere? Ma domandiamo a Donna Enrico, infermiere che sei casa vicino a noi. O là, noi? Ui, Espo, corra a pigliare una bombola d'ossigeno. Non eri scusate. Che si dice tuo marito e figlia? Ma perché chi letto di lui è nelle ossa che sta rindo? Gnorsi. E chi l'aveva conosciuto? Chi ne si è trasformato in una maniera tale che fa paura? Mamma la pigna secca, ha pigliato Giovi se la morte e non hanno fatto niente per salvare. L'hanno fatto prima un prelavaggio, ora stanno facendo un lavaggio, dopo sciacquo, premono un poco. Io mettere in coppa l'oggi spaso solo, magari non lo solo. Sono termini ospedalieri che voi non potete capire. E perché lo stanno facendo tutto questo? Che l'è successo? Ha avuto un avvelenamento per ingestione di sostanze tossiche e fortesia a scampa. Ne va grido perché tengo che fa, facetevi coraggio. Si è avvelenata per qualche femmina forse, usando a Margherita Fonseca. E non è cominciata questa solita gelosia. Pensiamo prima necessario, mo. Zitta, sta scena suora. Domandiamo qualche cosa a essa. Suora, per favore, ci potete dare notizie del recuperato che hanno recuperato in sala operatoria? Siete persone di famiglia voi? Sì, questa è la mogliera, eglia è la suocera e io sono il comparello che gli ho messo la mano sopra la spalliera. Magro si manda un divano, marito. Che vi posso dire? Pregate, pregate e vedrete che il Signore esaudirà le vostre preghiere. Usa bascalacciai! Allora non ci sta più nessuna speranza. Le strade per andare in paradiso sono molte. Basta scegliere quella giusta. Usa Giacomo le capre. Si paga ordinando cucina a 2 giurate. Aspetti, che se già sta facendo le segui. Suora, facete muovere, ci voglio parlare per l'ultima volta. Andate e di là, ma cercate di non affaticarlo molto. Potrebbe essergli fatale. Grazie, suora. Venite con me, trasite zitto. Oh, Villa, ne sta in coppa a barella. Non tengo manca la forza di guardare. Mamma, verite, si muove. No, sta, dici che dici. Usa da Catarina a Furmiel. Ma siete davanti a tutte le strade Napoli voi, state pazzi, torna a Io Lucca. volessi fare strille pazze, io volessi far da tutto il reparto ospedaliere e sala mortuaria. Verite, si va a avvelenare una femmina, stu senza salute. Come? Che è? Ma conoscete a me? Aite che sì, e chi sono? Si filucci, oh compariella mia. E che sta pure la moglie vostra e la suocera vostra. Non mi facete vedere la moglie, non mi facete vedere sino alla cina. E si capisce, io rappresento lo stancolo tuo, vabbè, ma c'è sto numero noi che ti vanno simpatia, così. Non lo fa parlare, state zitto. No, ma da richiesta, ma la femmina che vuole vicino a me. Si tu, si stesso tu. Son io, usa Nicola Casert. Cosa fa giro per il paese, mo? Io mostro fuoco in coppa a barella. E non ho spruzzuliato, chi levante? Il là già distrugge la sto fumaniere. Avima a farine dei malati canco. Come? Come che così mi dite che figlia abbiate avvelenato una femmina? Ma qua femmina, casi c'è sta una femmina che mi ha avvelenato e sta adesso. Zitti, non parlate così. La sto brigadiere dei servizi vi possono dire all'arresto. E che si fa che trovare che l'arresto? A così si impara. Ma che hai fatto, parla? Faceteci capire quello che è stato. Io mi sono ritirato e esso come al solito non ci stava. Ha trovato un mangiare pronto in coppa a tavola. Mi sono assettato e mi sono messo a mangiare. Nu fagiolo che la pasta che potevi innanzi al re. E innanzi al re dei re stai viendo, perché tutto insieme mi sono venuti certi torcimenti in corpo a sparpa di per terra. Sono asciutto fuori per chiamare aiuto, ma non ho tenuto la forza di parlare e sono sbattuto in terra. E di fatti in terra ha trovato. Ha chiamato un taxi e ha accompagnato fino a qua. Ma che è successo dopo che ti hai mangiato i fagioli? E fagioli e due panzarotte. I panzarotti? E chi l'ha fatto sti panzarotti? L'hai fatto tu, stai venendo alla carta in coppa al buffet. Che puzza sculava! Chi erano i panzarotti che aveva fatto per distruggere i surici in da cucina? E che ne sapeva che erano avvelenati, ma può avvisare sì o no? Allora avrà ragione, poverella. Così che non ti sei avvelenato per una femmina? Ma quando mai? Hai visto se io compare le persone che... Povero Tutillo! Io che l'ha combinato te tel. Dammi un vaso! Non te lo pozzerà. Tengo ancora un po' che veleno in bocca. E mi voglio avvelenare con te!
Aspetta, non ti mangio la muzza! Te voglio muzzicare tutte cose. E ha mandato per il carime ambranzo, pronto soccorso.